Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Ecco i nuovi manager della sanità, chiuso l'accordo per le nomine dei direttori di ASP e ospedali siciliani. Mancano ancora i vertici dei 3 policlinici di Messina, Catania e Palermo. Dilaga a macchia d'olio la protesta dei trattori, agricoltori e allevatori contestano le politiche europee ma anche le scelte sbagliate dei governi regionali e nazionali che li hanno messi sul lastrico. Siamo la nuova resistenza. Catania si prepara alla festa di Sant'Agata, presentate le direttive per la sicurezza ma non sarà una festa blindata. Dal 3 febbraio la maratona televisiva dei voti tutti a reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor. Nuovi guai giudiziari per la mamma naturale del piccolo Vittorio Fortunato, il bimbo conteso da 2 madri, quella biologica e quella affidataria. In vista del caro voli per Pasqua, il presidente della regione Schifani vuole allargare la platea degli sconti. Il Codacons replica solo parole. L'eterna incompiuta di Catania, il sindaco Trantino chiede fondi alla regione per espropriare le aree di Corso dei Martiri e creare un'area a verde delle scuole. Ultime ore di calciomercato, il Catania ingaggia il portiere Furlan ed è il momento di sfoltire l'organico. A Messina arriva un difensore moldavo. Dunque, come avete sentito dai titoli, si è chiuso l'accordo per le nomine dei manager della sanità siciliana. Sono 15 nomi a quali manca ancora l'ultima ratifica della Giunta. Si tratta di direttori generali di ASP e ospedali, mancano invece i 3 policlinici. Manlio Viola. Dopo le lunghe trattative arriva la nomina di 15 manager della sanità in Sicilia. Si tratta dei direttori generali di ASP e ospedali per i prossimi 3 anni, ma mancano ancora i nomi di chi guiderà i 3 policlinici. Rispetto all'accordo con mal di pancia di ieri sera, 2 pedine si spostano al fotofinish nel corso del vertice di maggioranza di questa mattina. Pronta stavolta davvero la lista dei manager della sanità, anche se per la parola fine a questa vicenda bisognerà attendere il documento di ratifica della Giunta. Dunque Giuseppe Capodieci va all'ASP di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra si sposta da Siracusa e va a Caltanissetta, Giuseppe Laganga Senzio guiderà invece l'ASP di Catania, Mario Carmelo Zappia da Agrigento si trasferisce a Enna, Giuseppe Cucci guiderà l'ASP di Messina, Daniela Faraoni resta a Palermo, Giuseppe Drago va a Ragusa, Alessandro Caltagirone va all'ASP di Siracusa, Ferdinando Croce, ex capo di gabinetto dell'assessore allora Ruggero Razza, all'ASP di Trapani. Per quanto riguarda gli ospedali, Walter Messina al Civico di Palermo e Roberto Colletti all'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, Giuseppe Giammanco invece al Garibaldi di Catania, Salvatore Emanuele Giuffrida al Cannizzaro. Per Messina Catena di Blasi al Papardo, Maurizio Letterio Lanza al Bonino Puleio. L'attesa ora riguarda il parere dei 3 rettori per il via libera alle nomine nei policlinici di Messina, Catania e Palermo, con quest'ultimo più in bilico degli altri. E mentre la protesta dei trattori si allarga a macchia d'olio in tutta Italia e in Europa, continuano anche in Sicilia i presidi di agricoltori e allevatori. Ai nostri microfoni le ragioni del coordinatore di questo movimento spontaneo, Simona Mazzona. Siamo la nuova resistenza siciliana. Se non ci ascolteranno, se non verranno, noi siamo in condizione di andare a Roma con i trattori. Già siamo tutti connessi, siamo decisi. Sono circa 15.000 gli agricoltori e allevatori siciliani che da giorni manifestano tutta la loro rabbia con marce e presidi. Ce l'hanno con i governi regionale e nazionale e contro le politiche europee che per difendere l'ambiente, dicono, li riducono sul lastrico. C'è poi il fotovoltaico che fagocita i terreni, il costo del gasolio, le speculazioni sui prezzi della grande distribuzione, la farina di grilli e la carne sintetica. La protesta scuote l'Europa e tutta la penisola sino alla Sicilia, che aggiunge le sue criticità. In questo momento la cosa che ci mette più in difficoltà è che non piove. Questa è ancora una cosa più critica, perché se non piove non mettiamo neanche il grano, non faremo i foraggi per gli animali. Questa è una cosa drammaticissima, la più pericolosa di tutte. Ma nel mirino non ci sono solo le politiche europee. Non ce l'abbiamo solo Europa, perché 15 anni di politica scellerata che ha fatto anche il nostro governo
È inutile che Lollobrigida si nasconde dietro i sindacati dicendo noi siamo con voi. Proprio oggi il ministro dell'Agricoltura ha incontrato i manifestanti criticando alcune scelte dell'Unione Europea. Si avvicinano i giorni della festa di Sant'Agata e a Catania c'è grande attesa. Presentate oggi le misure adottate per garantire la sicurezza dei tanti devoti e turisti. Antenna Sicilia e Telecolor, come ogni anno, seguiranno a reti unificate le celebrazioni dalla mattina del 3 sino al rientro in cattedrale. Delaria Barbagallo. In Piazza Duomo a Catania è quasi pronto il palco della sera del 3. Non sarà una festa di Sant'Agata blindata come alcuni temono. La parola d'ordine è sicurezza. Le misure adottate saranno comunicate attraverso i siti del Comune e del Comitato Agatino. La parola d'ordine è accoglienza, afferma il parroco della cattedrale. La festa di Sant'Agata è una festa di accoglienza e la città non è blindata, ma la città si prepara ad accogliere fedeli, devoti, ospiti che vengono dalla Sicilia, che vengono dall'Italia, che vengono da altre parti del mondo e si preoccupa che tutti insieme guardiamo a Sant'Agata con gioia. Nulla di nuovo per gli ingressi in cattedrale, 3.000 persone potranno accedervi per la Messa delle Aurore 2005 per il Pontificale. La mattina del 3 febbraio, per la processione dell'offerta della cera, sulla carrozza del Senato il sindaco trantino ha ceduto il suo posto ai 3 ragazzini che hanno vinto il concorso come Immagino la Catania del futuro. Il primo cittadino motiva così la sua scelta. Desidero che la città si avvicini alle istituzioni, ma soprattutto che le istituzioni si avvicinino alla città. Una festa che vuol dare spazio ai giovani. Così la sera del 3 per la prima volta vedrà protagonisti l'orchestra giovanile del Conservatorio Vincenzo Bellini e il coro lirico siciliano. Dopo quasi 140 anni alcuni brani finalmente saranno ridonati alla città di Catania. Mi riferisco alla cantata di Frontini in 3 tempi, preghiera, largo e cabaletta, che ha una particolare valenza perché fu proprio scritta quando ci fu il miracolo del blocco della lava. Diversi gli artisti siciliani che si alterneranno poi sul palco. La serata si concluderà con i rituali fuochi pirotecnici. Una festa da vivere live anche in TV. La maratona di dirette a reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor inizierà sabato 3 mattina per concludersi il 6 con il rientro in cattedrale di Sant'Agata. Tutte le fasi della festa saranno anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. E adesso torniamo ad occuparci del caso del piccolo Miele, il bimbo conteso di Ragusa, abbandonato alla nascita dalla madre naturale ed affidato ad una coppia di genitori. I giudici avevano deciso di farlo tornare dalla madre biologica proprio oggi, ma tutto è rinviato. Ci spiega perché Simona Mazzone. Sarebbe dovuto tornare oggi dalla sua mamma naturale il piccolo Miele, il bimbo conteso, la cui storia arrivata da Ragusa ha commosso l'Italia intera. Ma così non è stato, tutto sospeso, rinviato, in attesa di riscontro delle perizie in corso da parte del Tribunale di Catania. Vittorio Fortunato è un bimbo di 3 anni abbandonato alla nascita e cresciuto da allora in un'altra famiglia. Il padre naturale, che il 4 novembre 2020 ha abbandonato il neonato in strada, è stato condannato a 2 anni per abbandono di minore, mentre la madre è in attesa di giudizio per concorso nello stesso reato nell'udienza fissata per il prossimo 9 febbraio. Ma nel frattempo ha fatto ricorso chiedendo l'annullamento della dichiarazione di adottabilità del bambino. Intanto piovono nuovi guai giudiziari sulla testa della donna, perché sarebbe lei la postina che ha gettato 2 sacchi pieni di corrispondenza a Modica invece di consegnarla ai destinatari e che per questo sarebbe a processo davanti ai giudici di Ragusa. Chissà se questa vicenda avrà un peso sulla decisione del tribunale che si dovrà esprimere sull'affidamento definitivo del piccolo Miele. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato 11 kg di cocaina nascosta in un'auto fermata sulla Palermo-Catania. Arrestato il Corriere, un calabrese, conferma che l'asse di rifornimento tra la Calabria e la Sicilia, gestito dall''ndrangheta, è sempre molto attivo. La droga avrebbe fruttato 1 milione di euro. Aveva messo su una piantagione di canapa indiana dentro un ruder nelle campagne di Belpasso, in provincia di Catania, ma è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo aveva scelto un fondo agricolo lontano dal centro abitato, in contrada segreta, pensando di essere lontano da occhi indiscreti. I carabinieri però hanno scoperto 4 serre con 173 piante in vaso. Più si avvicina la Pasqua e più salgono i prezzi dei voli dal nord verso la nostra isola, e la Regione adesso si prepara ad allargare la platea degli sconti attualmente applicabili soltanto sui voli su Roma e Milano. Maglio Viola.
Pasqua si avvicina e torna il caro voli da e per la Sicilia. Nonostante il sistema degli sconti regionali sia ormai a regime, l'aumento dei prezzi non sembra frenare. La media rilevata nell'ultima settimana per un viaggio da Milano verso Catania o Palermo è di 270 euro, già detratto lo sconto regionale, partendo quindi da un prezzo di 365 euro, andata e ritorno da giovedì a martedì di Pasqua. Simile ma senza sconti il prezzo del volo andata e ritorno Bologna-Palermo, 345 euro, quasi analogo Genova-Catania, 300 euro, ma su altre città i prezzi salgono ulteriormente, come ad esempio per un Torino-Catania ci vogliono 410 euro, 370 per Palermo, e si sono appena superati poi i 500 euro per un Venezia-Palermo, che era intorno ai 480 appena 7 giorni fa. Ci siamo fatti carico del problema del caro voli con denunce e con un sistema di sconti su risorse regionali, sconti che adesso estenderemo, dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani. La nostra politica è tutelare il territorio e combattere il caro voli, ma registro con preoccupazione un nuovo rischio di aumenti in occasione della Pasqua, il che dimostra l'esistenza ancora di speculazioni. Fino a qualche mese fa solo ITA e Ryanair collegavano la Sicilia, almeno tutti gli aeroporti siciliani, con il resto d'Italia. Più concorrenza c'è, più aumenta la qualità del prodotto e si abbassano i prezzi, conclude Schifani, che dunque, oltre agli sconti, punta proprio ad allargare il bacino della concorrenza. Il Codacons commenta le dichiarazioni di Schifani. Ancora una volta dalla regione siciliana arrivano solo parole che purtroppo non faranno abbassare i prezzi dei biglietti. Non bastano gli sconti per pochi fortunati, tra l'altro finanziati con i soldi dei cittadini, continua il Codacons, servono misure più incisive per combattere queste politiche. Zona decadente e abbandonata, Corso dei Martiri a Catania è un'eterna incompiuta. Il sindaco Trantini chiede fondi alla regione per espropriare queste aree. Luca Ciliberti. La riqualificazione di Corso dei Martiri della Libertà a Catania è un mistero. Da oltre 12 anni si attende la realizzazione di un parcheggio multipiano, un progetto dell'archistar Mario Cucinella donato alla città e di cui esistono diversi rendering e un plastico, tutti però caduti nel dimenticatoio. Nel frattempo si sono alternate 3 amministrazioni comunali, ma l'area che va dalla stazione centrale a Piazza della Repubblica da anni è in totale stato di abbandono. Oggi quel progetto che deve essere realizzato in convenzione dai privati sembra irrealizzabile. Corso dei Martiri è un reticolato di aree degradate che l'occhio del passante occasionale non vede perché nascoste da muri decadenti che all'interno sono diventati rifugio di nomadi senza tetto e spacciatori. Ne sanno qualcosa gli abitanti del quartiere, che di notte si trasforma e diventa pericoloso anche per chi vuole vivere la movida. La prossima settimana su Corso dei Martiri è prevista la convocazione della commissione consigliare urbanistica presieduta da Erio Buceti. Trantino, il sindaco, chiede 200 milioni alla regione per espropriare tutto e trasformare la zona in una grande area verde con 2 scuole costruite a norma antisismica che in città e in provincia non esistono. Ma il rischio è che le chiacchiere e le buone intenzioni resteranno tali, fino a quando anche quel progetto innovativo e avveniristico di Cucinella diventerà superato dai tempi. Avrebbero dato fuoco al centro che li ospitava, rendendo in gran parte inagibile la struttura. 3 migranti, 2 tunisini e un marocchino, sono stati arrestati. I fatti risalgono al 22 gennaio scorso, quando un gruppo di stranieri ha dato fuoco al centro per i rimpatri di Milo nel Trapannese. Da allora i migranti sono costretti a dormire all'aperto, scatenando altre proteste. Sul caso sono state presentate varie interrogazioni. Il regolamento sulla movida a Palermo slitta ancora un'altra settimana senza l'accordo in Consiglio Comunale. I comitati e le associazioni di residenti e negozianti sono sul piede di guerra. Marco Gullà. Nel percorso a tappe e ad ostacoli verso l'approvazione del regolamento della movida di Palermo c'è un nuovo halt. Dopo 3 mesi il regolamento sarebbe dovuto tornare in Consiglio Comunale per il voto finale, ma anche questa settimana la riunione dei capigruppo ha calendarizzato altri temi. L'emergenza movida e sociale passa nuovamente in secondo piano, forse terzo. Intanto i comitati cittadini si muovono per dare un'accelerata all'iter. Venerdì incontreranno l'assessore alla viabilità Maurizio Carta e tra i punti di richiesta per il nuovo regolamento c'è quello di limitare la diffusione di musica live non oltre le 23:30 e maggiori controlli all'interno dei locali. A muoversi concretamente c'è anche il comitato Uniti per il quartiere, che oltre a più presidi sulla movida chiede anche capillari controlli per le zone del centro storico. Il nostro comitato a breve incontrerà il prefetto, al quale consegneremo anche il documento con le 500 firme che abbiamo raccolto la scorsa settimana,
nella speranza che ci possa dare più sicurezza, mettendo in campo chiaramente i suoi uomini per un pattugliamento. Noi la prossima settimana incontreremo il nuovo comandante della Polizia Municipale, a cui sottoporremo attraverso delle proprie e vere relazioni quelle strade particolarmente più vulnerabili, quelle strade che hanno bisogno maggiore attenzione, quella che chiediamo da giugno 2023. Più sicurezza e legalità per Palermo, e solo in questo modo possiamo provare a chiederla, continuando a sollecitare le istituzioni addette alla sicurezza. Un giovane di 20 anni è stato trovato morto in casa a Bagheria, nel Palermitano. La polizia è intervenuta dopo la telefonata della madre, che appena rientrata ha fatto la scoperta. È intervenuto il medico legale per l'ispezione del cadavere, sul quale non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Non si arresta il fenomeno dell'erosione costiera sulle spiagge agrigentine. Dopo Eraclea Minò, la furia delle onde sta danneggiando anche il viale delle Dune a San Leone. Davide Sardo. Il fenomeno dell'erosione marina flagella da tempo le coste agrigentine, ad esempio ad Eraclea Minoa, dove il mare dagli anni 80 ad oggi ha eroso oltre 100 metri di spiaggia. Adesso è la volta di Agrigento a San Leone, la frazione balneare della città dei Templi, dove l'ultima mareggiata ha provocato, come già avvenuto in passato, il cedimento di alcune parti della pista ciclabile lungo il viale delle Dune. Così ha rilevato e documentato l'associazione ambientalista Mare Amico. Le onde del mare hanno scavato la spiaggia e sono giunte fin sotto la sede della pista ciclabile. A seguito della furia delle onde sono finanche emerse in superficie le fondazioni del chiosco Magaria, non più attivo dal maggio 2016. La spiaggia rischia il divieto di balneazione perché la presenza di materiali di risulta la rende pericolosa al transito. Il coordinatore di Mare Amico, Claudio Lombardo, chiede un rapido intervento del comune per bonificare la spiaggia, posizionare i massi per difendere la pista ciclabile e la strada, dotandola di un'inferriata per evitare pericolose cadute in mare. Dalla Sicilia a tali e quali Enea Platania, nei panni di Mango, conquista la giuria e vince la terza puntata dello show di Rai 1. Emanuela Corsi. Mango, Enea Platania 63, Liga 2, Michele Mineci 60. Ora ti attende la finale di questa avventura appunto televisiva, e cosa ti aspetti? Sarei ipocrita a dire che non mi aspetto di farcela, però comunque vada, io già la mia vittoria l'ho avuta, che è quella di arrivare su quel palco, di arrivare nelle case degli italiani, e comunque... C'è la pausa per la pubblicità, poi torniamo per raccontarvi le ultime ore di calciomercato. Domani alle 20 chiude la sessione invernale del calciomercato. Il Catania ha ufficializzato l'arrivo del portiere Furlan, nel Messina un difensore moldavo. Francesco Triolo. Ufficiale, Jacopo Furlan è un nuovo giocatore del Catania. Il portiere, svincolatosi dal Perugia, è arrivato in città ed è già a disposizione del tecnico Cristiano Lucarelli. Ha firmato sino a giugno 2025. Per lui si tratta di un ritorno quasi annunciato dopo l'addio di Livieri, sul quale la società si era mossa in tempi non sospetti, ma resa ancora più necessario dall'infortunio di Betters. Le ultime ore di mercato quindi per il Catania saranno tutte dedicate alle uscite, perché 31 adesso giocatori in organico sono troppi e molti rischiano di finire fuori lista. Ma intanto dopo il mercato c'è il campionato che incombe e il gruppo di Cristiano Lucarelli è già con la testa al match di Foggia. A me è quello che mi preoccupa quando incontriamo le squadre che tutti dicono che sono in crisi, che vengano date, perché anche per i numeri, per la legge dei grandi numeri, poi prima o poi la trovano l'infilzata, no? Quindi io preferisco sempre incontrare quelle che stanno particolarmente bene, perché puoi essere te che li fai lo scherzetto. Quando si incontriamo queste squadre qua io non so mai tanto
non sono mai tanto tranquillo. A Messina, dopo la rescissione di Buffa, oggi è arrivata quella di Tropea con il catanese vicino alla Cavese. Ufficiale anche l'arrivo del difensore moldavo classe 2001 Daniel Dumbravanu in prestito sino a giugno dalla SPAL. In Serie B le attenzioni del Palermo invece sono tutte per un esterno ed un attaccante. L'idea dei rosaneri è quella di cercare di arrivare a Baez del Frosinone, mentre per il sostituto di Valente andato a Padova le opzioni sono Elia ed Antonucci dello Spezia. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.